Dovrei recitare la parte dei ragazzini che avevano appena cominciato le elementari o le medie e si trovano improvvisamente a mollare tutto, prendere in mano delle armi. Gli viene ordinato di andare ad uccidere. Mi ritengo fortunato che in questo momento non mi tocca mollare tutto e prendere un'arma e andare in guerra. Ragazzi che ricordano i ragazzi, la Grande Guerra, un secolo dopo, cantata, suonata, portata in scena da 100 alunni dell'Istituto Comprensivo di Spresiano. Lo spettacolo concerto domani sera alle 20:45 nell'auditorium della Scuola Media di Arcade. È un modo, diciamo, diverso, ma che gratifica tantissimo, gratifica noi come insegnanti, ma sicuramente gratifica tantissimo anche i ragazzi. Musica e recitazione con i ragazzi che si sono messi nei panni dei loro quasi coetanei di allora. Alla frontiera, tutti alla frontiera, con la spada e con il cuore! Alla frontiera! Alla frontiera! La parte più difficile è stata interpretare la parte. Guerra e desiderio di pace che saranno tradotti anche in musica e canzoni. Ci saranno dei brani suonati e cantati che ricordano gli avvenimenti della Grande Guerra. C'è qualche brano che ti è piaciuto di più nel concerto, che ti ha emozionato? Qual è? The Avengers, che è la riduzione della canzone del film, perché è quello un po' più impegnativo che risalta quello che facciamo. Mi è piaciuto di più Il Signore delle Cime perché mi ha molto emozionato. Come ha detto la mia compagna è molto bello anche perché è più lento rispetto ad altri brani che cantiamo.